Buongiorno a tutti, oggi vi introdurrò brevemente a come installare per la prima volta il software Tarocchi Siciliani all'interno del software Vassal già ovviamente preinstallato. Andando sul menu File Gioca Modulo, in italiano ovviamente, andate nell'Explorer dove potete selezionare il file che avete preventivamente scaricato da qualche parte sul vostro hard disk. Il vostro si chiamerà Sicilian Tarot 2.0, l'ultima versione attualmente disponibile. Noi, siccome quello è già installato, faremo la prova con questa versione particolare che ho creato appositamente poi per spiegare anche il gioco nei prossimi tutorial. Una volta cliccato, parte una procedura che ovviamente installa rapidamente il programma all'interno del software. Vengono caricati tutti i file, l'immagine, tutte le funzioni appunto del programma. Ovviamente solo la prima volta ci vorrà questo tempo di upload, quindi necessario per caricare tutto il programma. Come tutte le altre volte invece si aprirà alla fine di questa procedura, che appunto questa volta sarà un po' più lunga, un wizard, quindi una finestra semplificata per selezionare alcune caratteristiche o inserire alcuni dati in questo caso. Solo la prima volta tra questi dati ovviamente sarà necessario inserire anche la denominazione in pratica del giocatore, che sarà quella che poi comparirà le altre volte. In questo caso abbiamo quindi tre possibilità: inizio una partita in linea, cerco una partita in linea, carica partita salvata. Normalmente per giocare con avversari o creare, diciamo, tavoli disponibili in rete, ovviamente userete cerco una partita in linea. Per adesso vi spiego semplicemente nella modalità che potete utilizzare per capire il gioco, per studiarlo. Quindi inizia una partita in locale, quindi direttamente sul vostro computer. Il passaggio successivo è la scelta della fazione. Osservatore è una persona, diciamo, che può seguire la partita ma senza vedere le mani di nessuno dei giocatori. Mentre chiaramente selezionando un giocatore, il primo ad aprire il tavolo di solito seleziona Est perché per convenzione sarà il primo mazziere, e poi gli altri troveranno via via disponibili solo le fazioni, quindi le parti ancora non selezionate da nessuno. Facendo termina, quindi cliccando su termina, si apre sostanzialmente la schermata di gioco, che vi sposto dall'altro schermo e vi dispongo grande qui. Vedremo poi in un prossimo tutorial, diciamo, il dettaglio di tutte le funzioni. Qui vedete all'inizio sembra tutto bianco, quindi abbiamo la finestra chat praticamente a tutto schermo. Per visualizzare invece la schermata di gioco dobbiamo scendere col mouse in basso, selezionare, tenere premuto col tasto sinistro e ampliare quindi lo spazio, far visualizzare per la prima volta l'area di gioco. L'altra funzione che vi spiego per avere facilmente poi la possibilità di zoomare le aree che ci interessano sono le funzioni zoom. Quindi da qui potete, ad esempio, con le funzioni adatta altezza o adatta visibile, andare a fare in modo di avere tutta la schermata di gioco disponibile. Chiaramente in molte fasi di gioco anche la visualizzazione completa delle prese di questi spazi qui può essere meno importante, quindi potrete comunque ripassare a una visualizzazione magari più di dettaglio, come ad esempio il 100%, perché in questa modalità, diciamo, si vedono lo stesso i mazzi prese, si vedono gli spazi di impegno che poi studieremo, ma vediamo le carte molto più grandi. Un'ultima cosa che vi spiego in questo primo tutorial, perché è una cosa da fare solo la prima volta, è il settaggio di questo turno, di questo contatore di turno. Qui lo vedete già in una modalità ampliata, turno 1 con mazziere est, che è quella corretta. Però la prima volta che aprirete probabilmente si vedrà da voi solo con la scritta turno 1, senza nessun'altra precisazione. In questo caso dovrete andare su File, Modifica le preferenze, quindi cliccare qui, andare nell'ultima finestra, diciamo, di questa selezione, quindi contatore turno, e cliccare su Aggancia nella barra strumenti. Nel nostro caso era già, diciamo, selezionato. Vi faccio vedere che se lo deseleziono voi troverete appunto inizialmente questo turno in questa maniera, quindi farete File, Modifica preferenze, contatore turno, aggancia